Buonasera a tutti e benvenuti a Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata alla pallavolo. Una domenica straordinaria per la pallavolo Padova che con la prima squadra vince a Piacenza la sua quinta partita stagionale e con l'Under 14 vince la prima storica Boy League a Cesenatico. Di tutto questo e di molto altro parleremo con i nostri ospiti. Sigla! Domenica bestiale avrebbe cantato Fabio Concato qualche anno fa. La Tonazzo vince la sua quinta partita di campionato a Piacenza solo un'ora dopo il trionfo dei giovanissimi dell'Under 14 in Boy League, un pomeriggio per certi versi unico nella lunga storia della pallavolo Padova. Con la Copra, la squadra di Baldovin ha giocato una delle migliori partite del campionato. I primi due set sono stati da manuale, poi si è rivisto l'orgoglio di Piacenza che per la terza volta nella sua storia, proprio a causa del KO con Padova, sarà fuori dai playoff scudetto. Nel quarto set invece i bianconeri hanno fatto tesoro delle tante occasioni sprecate in questa stagione e alla settima palla match hanno chiuso il conto su tutti Giannotti e i grandi muri di Mattei decisivi nel quarto parziale. Il big match della partita è andato a Trento, che a Modena ha dimostrato di essere in questo momento la squadra più concreta del campionato, e poi è sempre un bel vedere ammirare un Under 20 come Giannelli mandato in campo nel momento decisivo della partita. In casa invece Milano passa sull'Alto Tevere, sempre più in crisi di gioco e di identità. Difficile anche intuire il futuro di questa società, difficile anche capire in quale palasport giocherà nella prossima stagione. Nel frattempo i giochi per i playoff sono fatti. Piacenza è fuori, come detto, mentre ce l'hanno fatta Molfetta e Ravenna. Complimenti! L'unica posizione certa, a prescindere dai risultati delle ultime due giornate, è quello di Latina, prossima avversaria della Tonazzo. I pontini sono certi del sesto posto e potrebbero usare queste settimane che li separano dai playoff per cercare di migliorare la condizione. E allora, se la Tonazzo ripeterà la grande prova di domenica scorsa a Piacenza, al Pala Fabris potrebbe scapparci un'altra clamorosa sorpresa. Quella di domenica prossima sarà l'ultima partita casalinga della Tonazzo in questo campionato. Vietato non esserci. Buonasera a tutti, benvenuti a Mani e Fuori. È stata davvero una domenica bestiale, come abbiamo detto nella nostra scheda, come avrebbe cantato Fabio Concato qualche anno fa. Una domenica davvero di quelle che si possono pensare veramente nei sogni, si possono ricordare a lungo per la vittoria della Tonazzo a Piacenza, soprattutto per il trionfo dell'Under 14 in Boy League. Come abbiamo detto, di tutto questo e di molto altro parleremo questa sera perché abbiamo davvero tantissimi ospiti, ma come sempre il primo applauso per la squadra ospite che questa sera è il PGS Carrarese Eugania. Ciao ragazzi, fatevi un applauso di nuovo. Uno studio bello carico, tra l'altro pieno di maschi, cosa che capita raramente, perché voi sapete che la pallavolo è spesso uno sport al femminile e fa chiaramente ancora più piacere celebrare questa sera la vittoria dell'Under 14 della Chioene, della pallavolo Padova, appunto anche con una formazione maschile. È mezzo malato un po' come me, la voce va e viene, ma cercheremo di aiutarci uno con l'altro, l'allenatore della Tonazzo, Valerio Baldovin. Ciao Valerio! Buonasera! Come stai intanto? Abbastanza bene, dai. Beh, stai meglio dopo la vittoria di domenica. Sicuramente dai. Il morale sì. Qualche linea di febbre ti è scesa sicuramente oppure ti è salita? No, mi è scesa, dai. Ti è scesa, alla fine bene così. Quest'anno non è ancora venuto, ma lui è uno degli ospiti storici della nostra trasmissione, è il professore della pallavolo padovana, Gigi Schiavon. Ciao Gigi, è ben arrivato. Tra l'altro vogliamo dire ai nostri telespettatori che tu quest'anno sei venuto solo 2 volte a vedere la partita in casa, 3 e tutte e 3 vittorie, giusto? 100%. 100%, quindi io dopo la quinta vittoria ti ho invitato perché... Sembra legittimo. Domenica cosa fai pomeriggio? Vengo alla... Boh, potremmo già chiudere qua la trasmissione, ma non lo facciamo.
perché come abbiamo detto dobbiamo celebrare in maniera corretta, perché è un trionfo tricolore che fa il bis con lo scudetto Under 14 di un paio di anni fa, fa il tris, chiamatelo come volete, con la Coppa Veneto di quest'anno. La Chiovene Padova ha vinto la Boy League, la sua allenatrice è Alice Biasini. Ciao Alice e benvenuta e complimenti intanto. Dietro un motore organizzativo così importante come quello della Pallavolo Padova ci sono tante persone, ma una in particolare che segue da molto tempo il settore giovanile, che è Monica Mezzalira. Ciao Monica, benvenuta anche a te, complimenti. Parleremo chiaramente di Chiovene, di Cesenatico, ma come sempre diamo un'occhiata rapidamente ai risultati dell'ultimo turno di Superlega e alla classifica, perché ormai siamo alla stretta finale della regular season. Ecco i risultati dell'ultimo turno: vittoria esterna di Macerata Latina per 3-1, Monza che perde in casa 3-1 con Perugia, Trento, come dicevamo, che vince 3-1 il big match in casa di Modena e si porta in testa alla classifica, Ravenna che perde 3-2 a Molfetta, successo splendido di Padova 3-1 a Piacenza, e poi quello altrettanto importante per la classifica, per gli ultimi posti della classifica, di Milano su Alto Tevere San Sepolcro. Era ferma chiaramente Verona. Vediamo anche la classifica, che come dicevo a 2 giornate dalla fine ormai è bella che delineata per quanto riguarda almeno le prime 8 che andranno ai playoff, che sono Trento, Modena, Macerata, Perugia, Verona, Latina, Ravenna e Molfetta. Queste sono le prime 8 che si giocheranno i playoff scudetto matematicamente ormai dal 12 di aprile in poi. Piacenza per la terza volta nella sua storia è fuori, poi c'è Monza a 20, Padova che ora è a più 4 e a più 5 sulle ultime 2 della classifica è al terzultimo posto, e credo che sia assolutamente un risultato da sottolineare. No Valerio? Sì, secondo me sì. Adesso, al di là dei punti, penso che torniamo indietro di qualche mese. Sicuramente avremmo potuto prendere qualche punto in più lungo il percorso, perché alcune partite ci sono un po' sfuggite di mano, dovute un po' anche a errori, colpa nostra, di gioventù, di inesperienza anche a gestire determinate situazioni. Però insomma direi che dal punto di vista del gioco sono molto soddisfatto di quello che abbiamo portato avanti. Anche perché probabilmente si è vista proprio una crescita, no? Alcune squadre adesso, vuol dire, tipo Alto Tevere è andata su, è andata giù, invece voi avete avuto una costanza, una crescita. Sì, credo, sì, no? anche i dati insomma dicono che comunque stiamo commettendo meno errori di quanti ne commettavamo all'inizio della stagione, per cui insomma dal mio punto di vista è sicuramente una stagione molto positiva. Domenica i primi 2 set mi hanno detto quasi perfetti, perché avete fatto benissimo voi o perché loro erano un po' fuori gara? Allora, come sempre quando si gioca 1 contro 1 è un po' una bilancia, no? Sale uno, scende l'altro, però secondo me comunque i primi 2 set noi abbiamo giocato una pallavolo di alto livello, decisamente, soprattutto in difesa abbiamo veramente difeso. Credo che forse un paio di difese avremmo potuto riuscire a fare qualcosa in più, ma per il resto loro hanno fatto veramente fatica a mettere la palla per terra per 2 set, quindi quando riesci a dare questo tipo di pressione al tuo avversario è chiaro che poi qualcosa di positivo riesci sempre a portare a casa. Tra l'altro c'è un'azione che abbiamo conservato, perché credo che sia una delle azioni più lunghe del campionato, che lo scoutman della Tonazzo ci ha gentilmente offerto, che vedremo tra poco. Purtroppo alla fine fa un punto Piacenza, ma sì, forse in quell'azione c'è tutto quello che hai detto, lo vediamo proprio tra poco. Gigi, tu che impressioni hai avuto fino adesso di questa squadra? Che tu hai allenato, sei stato parte di questo mondo fino a un paio di anni fa, proprio prima dell'avvento di Baldovin. Che impressioni hai avuto di quest'anno, di questa squadra che è partita con tanti giovani, la maggior parte dei quali non aveva mai visto un campo di A1 nella sua vita, se non in TV? Prima di dare un giudizio sulla squadra... Ah, guarda, scusa Gigi, guarda, possiamo commentarlo perché questa è l'azione, appunto la regia prontamente me l'ha già mandata, ed è una delle azioni più lunghe, credo, del campionato. Scusa se ti ho interrotto Gigi, ma le immagini ci hanno... Sembra veramente non finire mai, guardate quante difese, a un certo punto ce ne sono 2 o 3 di fila, guardate questa palla sembrava mai persa, invece clamorosamente viene rimessa in campo. Facciamo quasi un po' di telecronaca diretta, perché poi ci sono 3 difese di fila di Balaso che veramente bene. Sono Balaso, che tu conosci un po', no Gigi? Che sì. Abbastanza. Hai fatto un po' da taxista anche con lui, mi pare. Sì, ecco, questa è la prima, guarda, questa è la prima, attento perché veramente sembra, sai i videogiochi di qualche anno fa, no? Eccoli qua, 1, 2, track, si sposta e gliela prende ancora. Questa è la terza, Valerio correggimi se sbaglio, pac, videogiochi, sai quelli là che giravi dei nostri tempi, e veramente purtroppo alla fine, eccola qua, penso sia l'ultima questa, il muro va a cadere su Giannotti, però. Stavo uscendo la palla. Bella stazione, bella. Certo, ma è una dimostrazione di quanto sto per dire. Se voi andate a vedere i risultati, perché dopo la valutazione del campionato di una squadra è relativa a tutto il campionato.
hai appena fatto una scorsa di risultati, non c'è un 3-0. Certo. Quindi vuol dire che tanto, sai, tanto in belle e tanto scarse, non è poi così, perché non c'è stato un 3-0, tu di 3-1 o 3-2. Quindi vuol dire che un certo livellamento c'è, e all'interno di questo direi che Padova ha fatto veramente alla Pensa grande che la sua figura. i dati statistici della Lega che mandano poi lunedì dicono che la gara proprio tra Padova e Piacenza è stata la più breve della domenica, incredibile ma vero, ma è di qualche minuto. Ed è finita un 31-29. 3-1 con il quarto set ai vantaggi, per cui insomma... Beh, questa è una dimostrazione di quanto ti dicevo, che non è detto che il livello sia così, perché oggettivamente c'è stato grande equilibrio. Certo ci sono delle squadre diciamo più bardate, ma insomma non è che vieni a Padova e vinci. No, infatti, in Padova devi giocare Certo. comunque. Sì, sì. Ma questo... non solo a Padova. Sì, non solo a Padova. Tra l'altro in questi giorni Valerio, la presidente di Modena, Katia Pedrini, ne ha avuto un po' per tutti, questa intervista che ha fatto molto scalpore, ha preso, Gigi fa dei gesti stranissimi, ha preso un po', insomma, ha spallato tutti, ma ha salvato solo Padova alla fine, la squadra, la società e soprattutto il pubblico. Cosa dici? Beh, il pubblico, insomma, faccio un po' parte della memoria storica, no? E come no? E Padova ha sempre avuto un pubblico per certi aspetti straordinario, sia da un punto di vista numerico sia da un punto di vista, secondo me, qualitativo. Alla fin fine, secondo me, si può avvicinare a quelli che sono i campi storici, a Modena e dintorni, Ravenna, perché la cultura ormai padovana è datatissima, insomma neanche tu sei più giovanissimo. No, assolutamente. E c'è una maniera di valutare ciò che avviene in campo, diciamo, per quanto mi riguarda, buona, bella, corretta e partecipata. E quindi questa è la cosa... Quindi è la cosa migliore. Ti piace comunque questa Superlega, Gigi, alla fine? Un po' criticata, come dicevamo, perché non ci sono le retrocessioni e via dicendo, però mi sembra che tutto sommato stia ottenendo i risultati, o quantomeno in parte. Padova sicuramente è uno dei simboli, diciamo, degli obiettivi che si era proposto, ovvero di valorizzare il più possibile i giovani senza l'assillo di dover investire tanto. A proposito dei giovani, è meglio parlare della gioventù. Sì, no, secondo me è una stante... Perché nelle valutazioni che noi possiamo fare dei campionati, dei playoff, di tutte queste robe qua, perché non c'erano i playoff tanti anni fa e così via, il tutto è sempre contingentato su quello che è la realtà attuale. Per quello che è l'attualità, con la situazione economica, eccetera, eccetera, con la situazione anche di reclutamento, con la situazione dei valori che ci sono dei giocatori in campo, secondo me questo è un momento in cui questa roba andava fatta. Vale la pena di farla. E di continuare a farla finché le situazioni restano queste. Poi il futuro, sai, si vedrà. Certo. Valerio, state già pensando chiaramente alla partita di domenica con Latina, che tra l'altro lo ricordo, poi lo dirò più volte nel corso della trasmissione, ma è l'ultima partita in casa della Tonazzo, che giocherà poi il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile a Monza, un po' come l'anno scorso, quindi chiuderà a Monza appunto la Tonazzo. Ci sono molte iniziative, tra cui le più importanti è quella di Porta un amico al Palasport, quindi tutti gli abbonati potranno far entrare con un solo euro una persona in più, una persona al Palafabris, e per tutti ci sarà l'ingresso a 5 euro, quindi insomma mi sembra una cosa assolutamente da non perdere. Latina, Valerio, che è sicura del sesto posto. Allora, no, tante volte le squadre che sono sicure del sesto posto, magari niente che vengono qua un po'... Col pensiero già ai playoff. No, mi viene da ridere perché io non lo sapevo. Non lo sapevo, vedi, ti ho dato una notizia allora. Non mi viene da ridere perché loro io non sono lo sapevo. matematicamente sesti, possono Okay. perdere, No, vincere, può succedere qualsiasi cosa, Sì, loro sì. rimarranno sesti. Vabbè. Allora, Latina è una squadra che gioca molto bene, che ha grossa efficienza, è una squadra che tendenzialmente sbaglia molto poco. Lì abbiamo giocato da loro una partita andata a tratti anche molto buona, poi non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un punto, abbiamo fatto un 3-1 lì, però è una sfida interessante da giocare perché è una squadra che gioca molto bene, con molta efficienza soprattutto. Una partita sicuramente bella, ripeto, l'invito è davvero per tutti i tifosi della pallavolo padovana di venire domenica al Palafabris, anche perché è l'ultima di questo campionato, quindi bisogna esserci, perché anche tra l'altro alla fine la squadra sarà disponibile, è stato inserito proprio nel sito ufficiale della pallavolo Padova appunto la possibilità che tutti i giocatori siano poi a disposizione alla fine dei tifosi per le foto, gli autografi, selfie e quant'altro. Bene, ci fermiamo qua per la prima parte, nella seconda parte cominceremo a parlare di Chioene, sentiremo anche cosa hanno detto Rosso e Garghella al termine di Piacenza, poi parleremo anche di Carrarese. A tra poco.